Disoccupazione giovanile in lieve calo nel Veneto nel secondo trimestre del 2013, un'inversione di tendenza dopo che nell'ultimo anno era salita del 22,7%, una media europea. Proprio oggi il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, conferma che l'allarme disoccupazione è sempre più alto, denuncia quasi 20 milioni di disoccupati nel vecchio continente. Nonostante la ripresa della produzione mondiale non nascono nuovi posti di lavoro, un quarto dei giovani europei under 25 non trova lavoro. Nel Veneto va meglio che in Europa, ma in Italia complessivamente un terzo dei giovani è senza occupazione. In Spagna va peggio, la metà è a casa. Ma non serve consolarci. Alla luce di questi dati, la seconda notizia di questi giorni, circa i 25 incarichi che ricopre simultaneamente il presidente dell'INPS Mastrapasqua, indigna. Non entriamo nel merito della vicenda giudiziaria in cui si trova al centro in questi giorni. Su di lui pende l'accusa di truffa. Si sospetta che ricopra incarichi in conflitto tra di loro. Ci interessa capire perché ha tutti questi incarichi. La meritocrazia forse c'entra poco. È il classico manager pubblico, uno della casta per intenderci, che facendo leva sulla sua posizione forte ne ha attratte altre, presidenze, poltrone in CDA, collegi sindacali. Quando ci sono commercialisti alle prime armi che con un solo dei suoi incarichi si cambierebbe la vita. Ciliegina sulla torta, la terza notizia ci annienta. Secondo l'indagine biennale di Banca Italia, sui bilanci delle famiglie italiane tra il 2010 e il 2012 un italiano su 6 vive con meno di 640 euro al mese. Aumentano i poveri e in compenso chi rimane ricco lo è sempre di più. Ricorda molto il Medioevo, tanti secoli di crescita buttati al vento.